perché oggi abbiamo bisogno che Gesù illumini, protegga ogni papà e ogni mamma. E questo lo gridano soprattutto i bambini. È vero? Lo gridano i bambini. Perché oggi i bambini hanno bisogno della tenerezza del papà e della mamma, che non sostituisce nessuno quella tenerezza, quella carezza che dà il babbo e la mamma. Allora sappiate, genitori, soprattutto alle coppie giovani, di stare uniti, di ricordarsi di quelle parole che nel giorno del matrimonio hanno espresso davanti a Dio e davanti ai testimoni alla comunità. Ti prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Questo è il sigillo che Dio ha voluto mettere nel cuore di ogni coppia, di ogni babbo e di ogni mamma. Babbi e mamme, non fate soffrire i vostri figlioli, perché ne risentono. Dove c'è odio, che Dio veramente porti la pace. È questo che vogliamo mettere nella culla di Gesù Bambino questa notte. Questo messaggio di pace, di gioia per tutte le coppie, per tutte le famiglie. Questo vogliamo mettere, va bene? Quindi preghiamo sempre al Signore, a Gesù Bambino, va bene? Grazie del vostro messaggio, grazie della vostra letterina a Gesù Bambino. E vogliamo fare a tutti i bambini questo grazie con un applauso.